Anticipa il ministro e firma un'ordinanza che fa scattare la zona gialla in Veneto già dal fine settimana. Mascherina obbligatoria anche all'aperto, screening più frequenti per i sanitari e agenti degli ospedali, restrizioni per le visite in case di riposo e viva raccomandazione a vaccinarsi. I nuovi contagi sono in aumento e la variante Omicron preoccupa, anche se i ricoveri a parità di contagiati dello scorso anno sono un terzo. Però è pur vero che davanti anche e soprattutto a questa variante, della quale ancora non si sa molto, probabilmente replicherà quello che hanno fatto le altre varianti, però sappiamo una cosa certa, che chi ha la seconda dose gli conviene correre velocemente a farsi la terza dose. Questo è l'unico dato scientifico che abbiamo. Qual è il tono dell'ordinanza? Allora, l'ordinanza sostanzialmente introduce dei principi e delle raccomandazioni. Ve lo leggo velocemente così ci capiamo subito. Misure relative al comportamento personale. Al di fuori dell'abitazione è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici e aperti al pubblico. Per tutti gli operatori in servizio presso le strutture sanitarie ospedaliere e sociosanitarie dei territori, pubbliche e private, residenziali e semi-residenziali, cioè tutto quello che è il mondo del sociale e sociosanitario, deve essere aumentata la frequenza del testing dei programmi di screening. Voi sapete che facciamo comunque noi sempre i tamponi. E come lo aumentiamo? Prevedendo un test ogni 4 giorni. E tu sei in attesa della risposta e sei un bimbo che comunque va in DAD, perché comunque va in DAD se c'è la positività in classe, non è che finito la lezione in DAD te toi a borsa te vas a giocare a calcio, vai a danza o vai a giocare a rugby. In quei 2 o 3 giorni o 24 ore, quello che sarà. Ma c'è l'istituto della quarantena che dà modo al genitore anche di avere, diciamo, la possibilità di invocare la quarantena per problemi lavorativi. Adesione nell'intervallo minimo previsto alla somministrazione della terza dose per tutti i soggetti per quale prevista, quindi vaccinatevi. Adozione da parte delle amministrazioni locali di tutte quelle misure possibili per prevenire gli assembramenti in luoghi pubblici. I sindaci stanno già facendo un lavoro eccezionale. L'andamento del contagio e il periodo festivo sono due congiunture poco favorevoli, per cui Zaia invita anche a sottoporsi a test fai da te prima del pranzo con i parenti per tutelare gli anziani. Il vaccino preserva dalla malattia grave ma non dall'infezione e la sua protezione diminuisce con il tempo.